Ottobre, tempo di castagne, tempo di vino, ma soprattutto tempo di Trail del Gevero. Siamo qui con l'organizzatore Possamai Walter e con il favorito numero uno della corsa, che è Ivan Geronazzo. Ivan, hai appena provato il percorso, tante le novità quest'anno, cosa ti è parso? Buonasera a tutti. Sì, ho provato, direi la prima parte molto tosta. Arrivato fino a campo, ho messo circa sulle 3 ore qualcosa con 2500 metri di positivo, direi molto, molto impegnativo. Da là in poi penso che si deciderà la gara, insomma. Un trail molto particolare, molto difficile, ma soprattutto il trail dei volontari. Sulle montagne saranno tantissimi a fare il tifo e a dare supporto. Cosa ti senti di dire loro? Intanto come organizzazione se ne vedono poche in giro così, perché c'è proprio l'affiatamento e la passione della montagna e dei sentieri qui a Cison di Valmarino. Sì. Walter, quarta edizione, la macchina si è messa in moto, ormai manca poco, le più grosse novità ce le spieghi proprio brevemente? Buonasera a tutti. Intanto le grosse novità, come accennava anche Ivan, è la prima parte di percorso del percorso di chilometri 46, praticamente è cambiato per i primi 14 km, sono diversi, sono più impegnativi come diceva Ivan, e più panoramici anche perché andiamo sicuramente a toccare dei punti bellissimi sopra Tovena, prima di San Boldo. Quindi insomma questa è la parte tecnica del percorso di 46. Per quanto riguarda il chilometri 21, che qui abbiamo portato delle modifiche, è un percorso sicuramente più interessante, più tecnico, e poi c'è la novità del sabato, che parte così la prima edizione del Vertical, che da Piazza Roma arriva sul Cordon del Gevero, appunto con 1000 metri di dislivello. Ivan, oggi è anche il tuo compleanno, tanti auguri. Tu sei un affezionato lettore di QDP, noi ti portiamo gli auguri di tutti i nostri lettori, e cosa ti senti di dire a tutti quelli che ti seguono sempre dappertutto? Intanto grazie per gli auguri. Sento di dire che 46 anni e diciamo è un messaggio ai giovani che per fare questo tipo di sport qua si fa sempre tempo, insomma, anche a una certa età, ecco, tutto là. Anzi, mi diverto più adesso che 10 anni fa. Grazie, e vi aspettiamo tutti a Cison il 4 e il 5 novembre per la quarta edizione del Trail del Gevero.